Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti a casa e buonasera anche al nostro graditissimo relatore. Benvenuti a questo nuovo webinar organizzato dallo Studio Legale Ghedini Longo e dalla sua associazione. Questa sera parliamo del fondamentale apporto di lavoro del corpo degli infermieri italiani e dell'importante sforzo compiuto da loro nel superare questa difficile e insidiosa pandemia, il Covid. Con noi questa sera c'è la professoressa Paola Di Giulio, che è infermiera ed è anche vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità. Buonasera professoressa Paola Di Giulio, è un piacere averla qua con noi. Buonasera a tutti, il piacere è solamente mio perché mi dà l'opportunità di, innanzitutto conoscere, ma soprattutto parlare anche degli infermieri. Io sono infermiera, insegno agli infermieri in Università a Torino e quindi mi fa particolarmente piacere parlare di che cosa, come siamo adesso, di che cosa è successo e magari pensare a quello che succederà nell'immediato futuro. Grazie, grazie, ci fa molto piacere. Io ho avuto modo già di fare un interessante conferenza con il professor Paolo Vineis, professore ordinario di epidemiologia all'Imperial College di Londra, che lei conosce bene perché anche lui è vicepresidente del CSS, del Consiglio Superiore di Sanità. Esatto, è stato vicepresidente nella scorsa consigliatura, sì. Quindi proseguendo sulla falsariga, veniamo subito alle domande. Allora, professoressa Paola Di Giulio, poiché ci sono, diciamo, pochi medici e tantissimi infermieri, ci può dare qualche numero, quindi quanti infermieri ci sono in Italia, qual è il vostro peso, il vostro apporto? Sì, grazie. Io ho preparato immaginando, avevamo anche un po' concordate queste domande, le sue domande, ho preparato qualche diapositiva per rendere Certo. più facile anche a chi ascolta di seguire, perché quando si danno dei numeri, è sempre più facile vederli scritti. Per cui inizio intanto dicendo che forse è vero il contrario, ci sono più medici in rapporto agli infermieri, ma questo poi lo vedremo, e cominciamo a dare qualche numero. È possibile avere la prima diapositiva? Grazie. Certamente. Bene, allora, gli infermieri sono rappresentati come alcune professioni sanitarie da un ordine e a questo ordine sono iscritti circa 453.000 infermieri, che è un numero enorme. Questi sono i dati al 2020, sono gli ultimi che ho disponibili. E abbiamo due figure di infermieri, l'infermiere che assiste tutte le persone in ospedale e l'infermiere pediatrico. Gli infermieri pediatrici sono circa 10.000. È una professione che è prevalentemente femminile. Pensate che gli uomini prima non potevano fare gli infermieri e sono stati autorizzati ad iscriversi ai corsi per infermieri solo nel 1971. Prima era una professione esclusivamente femminile. È una professione che comincia ad essere vecchia e questo è uno dei problemi. Il 25% degli infermieri iscritti all'ordine degli infermieri ha più di 55 anni. Quindi questo significa che tra un po' ne uscirà un numero molto importante per via della Certo. pensione, perché il lavoro dell'infermiere è un lavoro usurante, si fanno i turni, Molto, molto si faticoso. sollevano persone, è un lavoro anche fisicamente impegnativo per chi lavora in prima linea nei reparti. La maggioranza degli infermieri è fondamentale per il Servizio Sanitario Nazionale perché più i tre quarti degli infermieri lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale, sono un po' la spina dorsale assieme a molte altre professioni di questo sistema, anche perché garantiscono la risposta ai bisogni dei cittadini. La professione infermieristica è una professione che garantisce l'occupazione. Adesso questo numero che vedete dell'80% che trova occupazione a un anno dal titolo, che è un numero altissimo, non è più vera perché il numero è ancora superiore. Ah, Prima bene. c'è stato un blocco dei concorsi, adesso i concorsi sono stati riaperti e è aumentato il fabbisogno sia in ospedale che sul territorio e quindi i nostri studenti non fanno in tempo a laurearsi e sono già Una richiesti. buona notizia visti i C'è tempi da un lato per gli infermieri. c'è la Sì. caccia all'infermiere
E, come vi dicevo, appunto, è una professione che sta invecchiando. Purtroppo l'età media, e siamo sempre dati del 2020, adesso con le nuove iniezioni di nuove leve, probabilmente è un po' ridotta l'età media, però 44 anni per chi lavora in generale e 50 anni per chi lavora nel Servizio Sanitario Nazionale. Ma il problema purtroppo è uguale anche per i medici. Certo, certo. Ecco, sempre parlando di numeri, se andiamo alla prossima, in Italia abbiamo 5,6 infermieri ogni 1000 abitanti. Sono tanti o sono pochi? Beh, è sempre bene confrontare quello che succede da noi con quello che succede negli altri contesti. I dati che presento sono i dati di OCSE, è un'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ed è un'organizzazione internazionale che si occupa di studi economici. Fu fondata nel 61, fanno parte 38 paesi e ci fornisce le statistiche di riferimento che ci consentono di capire dove ci poniamo rispetto alle altre nazioni. Allora, come potete vedere, il verdino è l'Italia. Noi abbiamo 5,6 infermieri per 1000 abitanti e siamo quasi ultimi nella lista. La Spagna ne ha un po' di meno, poi c'è la Polonia, Israele, Lettonia, Grecia, Messico. Sta un po' meglio di noi l'Inghilterra, ne ha 6,3. E io Sì. ricordo a chi non lo sapesse che l'Inghilterra ha vissuto una crisi assolutamente drammatica con rapporti che denunciavano le condizioni di abbandono in cui erano i pazienti negli ospedali, proprio perché con con la trasformazione degli ospedali in fondazioni e con l'attenzione al budget, il problema l'abbiamo anche noi un po' in Italia, l'abbiamo avuto, e si è tagliato, per risparmiare, si è tagliato molto sul personale. Sì, purtroppo. Quindi adesso l'Inghilterra sta un po' meglio di noi, ma come potete vedere salendo su nella classifica, abbiamo 11 infermieri per 1000 abitanti in Belgio, ne abbiamo 16 in Svizzera e ne abbiamo 17 in Norvegia. Quindi direi che su questo c'è un po' ancora da investire. E visto che lei aveva parlato, se andiamo alla prossima, del rapporto infermieri-medici, e anche qui c'è una situazione che è abbastanza anomala, perché noi abbiamo 1,4 infermieri per ogni medico, cioè un infermiere e mezzo per ogni medico. Ne hanno meno, cioè c'è un rapporto più a sfavore solamente in Messico e in Grecia, e le raccomandazioni OCSE dicono che ci dovrebbero essere almeno 3 infermieri per ogni medico, che è un po' quello che succede in altre nazioni. Ne abbiamo 1,9 in Irlanda, 3,3 in Francia, Quindi 4,6 in la media è Svizzera. 2,87, che sarebbe intorno ai 3 in pratica, sì. Esatto, Ok, esatto. Quindi chiarissimo. noi siamo Un po' bassini. sul versante basso, Cioè in cioè Giappone addirittura più quasi sono a medici che 5. infermieri sostanzialmente. Sì, sì. E questo ha delle implicazioni importanti perché ovviamente quando c'è una professione che ha un numericamente preponderante è più difficile che le altre si sviluppino, evidentemente, per una questione di Cioè spazi. ci sono più medici che infermieri o più infermieri che medici? No, abbiamo più infermieri che medici, Sì. però è una situazione anomala perché i medici dovrebbero essere molto meno rispetto agli infermieri. Infatti sì, sì, Ci chiaro, dovrebbe chiaro. essere Intorno ai 3. per Sì, sì, ogni, sì. per ogni medico 3 3 infermieri infermieri, e noi invece chiarissimo, per ogni medico abbiamo un infermiere e mezzo. chiarissimo. Quindi questo è quello. E questo ha delle implicazioni anche su quello che succede nei reparti, perché, vabbè, se vogliamo andare alla prossima diapositiva, abbiamo Certamente, una sì. carenza di circa 40-60 mila infermieri e in media, parlo sempre di dati medi che non dicono mai quello che succede in realtà, come per il pollo di Trilussa, in media un infermiere assiste 10 pazienti, con picchi molto più elevati, un infermiere ogni 17 pazienti in Campania, uno ogni 15 in Lazio. Il rapporto ideale è 1 a 6, Ah, perché caspita, ci sono sì. tanti studi internazionali che dicono che avere
un minor carico di lavoro per l'infermiere riduce la mortalità, le riospedalizzazioni, le complicanze. Quindi anche in questo senso c'è molto da Molto da fare e lavorare, da molto fare, da siamo molto investire. distanti dal traguardo. Siamo molto distanti e bisogna utilizzare tante strategie per rendere attraente la professione degli infermieri. Perché per invogliare le persone a iscriversi è una professione bellissima, però insomma le condizioni di lavoro sono E, dure, poi magari parliamo anche di certo. altre E c'è il cose, rischio addirittura che tipo peggiori questa situazione proprio perché il corpo sta invecchiando, ci sono non il corpo sta invecchiando sufficienti e studenti, c'è il adesso con rischio il che la forbice si Covid allarghi. con- e con l'investimento sui servizi sul territorio ci si è resi conto che questi tagli progressivi hanno privilegiato gli ospedali, facendo praticamente scomparire l'assistenza sul territorio, quindi c'è questo grosso investimento che richiede però nuovi infermieri, che è un po' un problema, visto che si laureano ogni anno circa 11.000 infermieri, che sono appena sufficienti per coprire il turnover. Però non ce n'è per far fare questo salto, ma questo magari lo vediamo anche dopo, previsto dal PNRR, Chiarissimo, chiarissimo. Piano Sanitario di Ripresa e Resilienza, che è la nuova riforma che consentirà di dare un nuovo assetto al Servizio Sanitario Nazionale e per la quale abbiamo ricevuto anche tantissimi fondi dall'Unione Europea. Molto bene, avremo modo di parlarne più che volentieri. Professoressa Paradigiulio, il ruolo degli infermieri non è valorizzato da quello che si capisce, da quello che ci sta dicendo. Anche perché mi pare di capire che anche all'interno del CSS sono sicuramente rappresentati, ma è anche una novità la sua posizione all'interno di questo. Ci può far capire lo stipendio medio, quanto guadagna un infermiere, visto anche il tipo di lavoro che deve fare, che è anche spesso con turni molto pesanti? Certo, e allora sì, è stata una bella novità quella di aver messo un rappresentante un componente delle professioni sanitarie nel Consiglio Superiore di Sanità, quindi è stato il ministro Grillo che ha introdotto questa novità e il ministro Speranza Sì, l'ha confermata, per cui spero che questo sia non solo un precedente, ma che ci saranno ancora più persone che portano avanti la voce delle professioni sanitarie. È più facile farlo quando si è presenti in alcuni consessi e in alcuni tavoli. Sì, gli infermieri non sono sufficientemente valorizzati. Vediamo come primo indicatore lo stipendio. È una professione che ha delle grosse responsabilità. Si viene ricoverati in ospedale sostanzialmente per il bisogno di assistenza infermieristica, perché altrimenti, con l'eccezione degli interventi chirurgici, si può fare più o meno quasi tutto a domicilio. Quando invece si ha bisogno di una sorveglianza attenta, di un monitoraggio, allora si viene ricoverati in ospedale e parlo dei pazienti chirurgici non solo, ma anche dei pazienti medici. Quindi questo monitoraggio 24 ore su 24 viene garantito dalla professione infermieristica. Quanto guadagna un infermiere? Se andiamo, non so se ha già fatto vedere la diapositiva, sì, è già certamente. proiettata. Beh, lo stipendio a un anno dalla laurea è di 1.356 euro, eh, e non è un cattivo stipendio, però se rimane 1.356 euro per tutta la carriera, per tutta la durata della professione, quando poi le persone mettono su famiglia, hanno figli da mantenere, forse qualche riflessione va fatta, in fondo siamo personale laureato e soprattutto se ci confrontiamo rispetto ad altre nazioni possiamo vedere che noi ancora una volta siamo in fondo alla classifica. Con, in Francia guadagnano un po' più di noi, sempre in media, in Spagna, Sì, sì. nei Paesi Bassi, nel Regno Unito. Nel Regno Unito, beh, un infermiere neoassunto guadagna 27.000, l'equivalente di 27.000 euro, e che ci sta anche, però poi acquisendo Cioè, esperienze, 113.000 specialità, euro si raggiungono. competenze diverse, può raggiungere stipendi ancora più alti, che è un po' una progressione di carriera che dovrebbe essere prevista
per tutte le professioni intellettuali, no, perché sostanzialmente l'infermiere non fa manovalanza, ma prende decisioni in reparto, somministra terapie, esegue monitoraggi, deve identificare il cambiamento delle condizioni dei pazienti, insegnare, far riprendere nuove attività e quindi Quindi è una noi abbiamo doppio professione... problema. Abbiamo il problema che eh, sta invecchiando il corpo degli infermieri, diminuiscono e in più dall'estero uno, se è infermiere, ci pensa, dice perché farlo qui e prendere tot quando io potrei andare all'estero con la specializzazione che ho e quindi ce li portano anche via in parte, perché immagino che qualcuno a un certo punto prenda e vada in Inghilterra, noi è qua a abbiamo fianco, voglio dire. Abbiamo tantissimi, soprattutto quando i concorsi erano chiusi e tantissimi studenti andavano in Inghilterra, dove i nostri studenti erano assolutamente molto apprezzati, Ci credo. perché noi laureiamo delle persone che sono in grado di lavorare, perché hanno fatto tante ore di tirocinio e quindi sono in grado di, non dico da subito, ma quasi, perché nessuno è pronto Certo, certo. immediatamente a lavorare dal giorno dopo, ma c'è bisogno di un minimo periodo di adattamento, ma sono quasi da subito in grado di lavorare e quindi sono molto apprezzati. Noi abbiamo tantissime persone che sono andate in Inghilterra e non abbiamo lo stesso flusso in ingresso, anche se sui 400 e rotti mila infermieri ne abbiamo circa 20.000 iscritti all'albo che vengono da fuori Italia, quindi da paesi extracomunitari e comunitari. Però basta pensare a quello che succede sulle nostre aree di confine, e beh, tanti infermieri della Lombardia vanno a lavorare in Certo, Svizzera perché c'è uno stipendio più elevato e fare la vita da frontaliere, beh, l'ho fatto anch'io per un periodo, ho lavorato anch'io per un periodo in più che Svizzera, giustificata, sostanzialmente al di là capisco. dell'interesse di lavorare in contesti diversi, anche dei vantaggi. Benissimo. E professoressa Paolo Di Giulio, a questo punto passerei anche a un'altra argomentazione, sempre più sulla preparazione, quindi gli infermieri, che lei ci diceva effettivamente, essendo un lavoro intellettuale, ha bisogno di formazione, avrà bisogno di una retribuzione quindi dovuta. Ci può descrivere a questo Mm. punto la formazione, anche visto la sua professione, proprio il suo ruolo di professoressa? Quindi ci può parlare ci può descrivere la formazione del corpo dei infermieri, come si formano, qual è l'iter in pratica, e anche poi come si specializzano, ad esempio. Certo, casualmente c'è una diapositiva Esatto. già pronta. Ehm, sì, dunque, il corso di laurea per infermieri dura 3 anni, è dal 91 che noi ci formiamo in università con un corso di diploma, che poi nel 99 è diventato cioè, e dal 99 la formazione avviene tramite un corso di laurea triennale. E la formazione segue delle regole comuni in tutta Europa, per cui il monte ore è un monte ore che è stato definito a livello europeo e sono 4.600 ore, di cui 1.800 di tirocinio, sostanzialmente 400 al primo anno, 600 al secondo e 800 al terzo. Quindi è una presenza importante nei reparti. Ehm, per questo dico che è una formazione professionalizzante, noi formiamo delle persone che sono quasi subito in grado di prendere servizio e lavorare. Dopo la formazione di base c'è la possibilità di acquisire delle specialità che possono essere sia cliniche che anche, per esempio, diventare caposala piuttosto che o, occuparsi di formazione, occuparsi di ricerca, di risk management, ma le specialità cliniche non sono tantissime e non sono offerte in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, perché noi abbiamo un po' un paradosso in Italia. Chi acquisisce un titolo di specialità non sempre viene pagato di più, perché la specializzazione non è un requisito obbligatorio per lavorare in alcuni contesti. Faccio un esempio. Se devo andare a lavorare in una terapia intensiva, non mi viene chiesto obbligatoriamente di avere una specialità in terapia intensiva. E quindi se ci fosse l'obbligatorietà, o quantomeno se se una parte degli infermieri di terapia intensiva, perché non è possibile avere tutti specializzati, avessero la terapia intensiva, questo dovrebbe corrispondere a un corrispettivo economico.
E questo purtroppo non succede, per cui viene lasciato nel contratto c'è questa possibilità, ma viene lasciato all'azienda, alla singola azienda, la possibilità di retribuire di più chi ha una formazione post base o chi esegue delle funzioni specialistiche. Quindi le aree sono l'area critica dell'emergenza, il master di infermieri di famiglia, che è un po' la novità del PNRR, e cure palliative, wound care, che sono gli infermieri che si occupano di piaghe, lesioni, ferite difficili, il case management, che sono gli infermieri che articolano il percorso del paziente dall'ospedale al territorio, infermieri che strumentano in sala operatoria, infermieri che si occupano di infezioni Molto ospedaliere. vario. Sono, sono molto varie, sì, perché eh, non si può, come per i medici ci sono tante specialità, perché è importante avere conoscenze specifiche per occuparsi di problemi specifici, così ce ne sono anche per gli infermieri con una logica un po' diversa, però ce ne devono essere, ce ne sono non ancora tante, ce ne devono essere molte, molte di più di quelle che abbiamo adesso. E poi la formazione può proseguire con la laurea magistrale, che è una laurea biennale che dà competenze più generali sulla direzione, sulla ricerca e sulla formazione, e anche con i dottorati di ricerca. Abbiamo molti nostri colleghi che prendono dottorati all'estero, abbiamo scuole di dottorato, una infermieristica a Tor Vergata, ma anche, ed è l'opzione che io preferisco, molti infermieri che vanno nelle scuole di dottorato multidisciplinari, dove si confrontano con colleghi con altre competenze di altre discipline. Professoressa Paolo Di Giulio, ci può parlare del sondaggio Gallup? Che cos'è e che cosa ne è emerso da questo sondaggio? Questa è una cosa molto bella di cui c'è da essere assolutamente orgogliosi, perché gli americani fanno tutti gli anni un sondaggio per dire delle professioni che sono più nel cuore dell'opinione pubblica, e per onestà, etica e integrità. E sono circa 20 anni che gli infermieri sono al primo posto, è una cosa assolutamente straordinaria. Per l'81% degli americani gli infermieri hanno un'alta etica, un'alta integrità, e quindi sono tra le professioni più apprezzate. E un'alta onestà. La cosa che, adesso non per fare il solito confronto con i medici, perché i medici sono persone che lavorano, con cui noi lavoriamo fianco a fianco e con cui ci sono dei rapporti di Fiducia e di assoluta stima reciproca, certamente. fiducia e stima, ma anche collaborazione grandissima, e quello che è successo durante il Sì, Covid ha eliminato una serie di barriere. Insomma, l'orgoglio professionale c'è un po', giustamente. non sappiamo come sarebbe in Italia, ma gli infermieri hanno surclassato di circa 14 Sì, punti i medici, e, ma anche altre figure come gli insegnanti di scuole elementari, i farmacisti, gli ufficiali militari. E se andiamo al grafico successivo, dove non ci sono gli infermieri, ma fanno vedere un po' cosa che è successo nelle altre professioni, e come vedete, chi sta peggio, poveri, sono i reporter della TV, mm, che sono partiti dal 40% nell'81, adesso sono al 14% nel 2021, per onestà, integrità e via di seguito, ma ci sono tante altre professioni che sono in discesa, il clero, i giudici, mm. e, Questo riguarda uh, l'Italia, giusto? no, questo riguarda gli Stati Riguarda gli Stati Uniti, Uniti, riguarda quindi gli la Stati Uniti. percezione. Noi non Ah, sappiamo, ho riguarda gli capito, ho Stati capito. Uniti, riguarda gli Stati Uniti, sì, sì, sì. Però Comunque è io indicativo, spero che noi possa essere la viviamo alle stessa spalle cosa. essenzialmente di riflesso di quello che gli Stati Uniti pensano e percepiscono, per cui è sicuramente, ci sono dei parallelismi evidenti, è sicuro. I giudici effettivamente poi anche nel nostro paese non è che siano visti benissimo, per cui insomma, eh, E non lo so, questo lo sa lei ci meglio sono di delle me, difficoltà a livello che ha politico, più rapporti. si legge che c'è un periodo di sfiducia, poi insomma è sempre ondivaga, insomma. Sì, beh, sì. sulla- sul personale, sui reporter della TV, e non parlo dei reporter di guerra, ma di chi si occupa di informazioni in generale, sì, in effetti penso che possiamo un po' concordare. Non è facile poi, insomma, spesso poi si viene accusati anche, insomma,
si sa come funzionano questi meccanismi. Chiarissimo. Quindi insomma il corpo infermieristico gode invece di una posizione di assoluto Da pregio. 20 anni siamo al primo posto per essere così nell'immagine dell'opinione pubblica, per essere una professione onesta, integra e a cui dare fiducia, e quindi è una cosa bella. Complimenti, complimenti. Professoressa Paola Di Giulio, a questo punto cambiando discorso, venendo a le informazioni anche di questi ultimi anni, cosa ci può dire del Covid e del ruolo fondamentale degli infermieri? Dai giornali, infatti, si evince che più volte è emerso un ruolo chiave della vostra categoria. Hanno aiutato e supportato, ci sono addirittura nella mia città, Padova, un sacco di murales che riguardano la vostra posizione, come dipinti come degli eroi, degli orari pazzeschi, delle difficoltà enormi. Ce ne può parlare? Ci può descrivere che cosa è successo? Sì, molto brevemente, perché è stato scritto tantissimo, e- ed è vero. Beh, gli infermieri, come tutte le altre professioni sanitarie, però gli infermieri, per il ruolo che hanno, sono quelli che garantiscono l'assistenza 24 ore su 24, aiutano le persone, quindi hanno un ruolo più di vicinanza. Noi per questo abbiamo sentito maggiormente il peso e quello che è successo durante il Covid, pagando, come altre professioni, anche un carico in termini di vite. Sono morti 65 infermieri, ma sono morti anche 370 tra medici e odontoiatri. Numeri E veramente questa pesanti. emergenza Covid, pesante, molto pesante, sì, e soprattutto all'inizio, quando non si sapeva che cosa fosse, come difendersi, è stato veramente molto duro, ed è una stanchezza perché gli operatori sanitari tutti hanno continuato a tener botta all'emergenza, e adesso c'è veramente, dopo 2 anni, una grandissima stanchezza e molta demotivazione. Immagino. Con la differenza che, mentre all'inizio c'era un grande riconoscimento da parte dell'opinione pubblica, questo riconoscimento è andato Scemando. via Sì. scemando nel tempo. E quello che c'è stato all'inizio ha veramente aiutato le persone a superare situazioni che rasentavano l'impossibile. Quindi questa emergenza è stata caratterizzata da due parole, no? L'assembramento e il distanziamento. E il distanziamento, vi volevo riportare alcune testimonianze Prego, di infermieri che abbiamo volentieri. raccolto durante la pandemia, se andiamo alla prossima. Il distanziamento è proprio una parola che non è nel DNA degli infermieri, che hanno organizzato tutta la loro professione per stare vicini alle persone, toccarle, la- tenere la mano, garantire vicinanza fisica e non solo fisica. Quindi, se ci avessero detto prima dell'emergenza se sarebbe stato possibile assistere qualcuno eh, senza garantire un contatto, toccandolo solamente con i guanti, entrando bardati nella stanza, avremmo detto che non era possibile. E invece è quello che è successo. E questa testimonianza, che mi sembra Toccante. molto bella, abbiamo pubblicato un numero, sia Assistenza Infermieristica e Ricerca, che è la rivista di cui faccio parte e che dirigo, e abbiamo raccolto tantissime testimonianze dagli infermieri, e volevo riportarne e condividerne con voi alcune. Volentieri. Quindi Flora ci dice che solitamente i nemici che combattiamo ogni giorno li conosciamo bene, e per quanto feroci, difficilmente ci impediscono di vivere in toto la relazione con il paziente. Questa volta invece è diverso, in quanto il Covid-19 ci ha messo di fronte a una sfida ancora più grande e professionalizzante, quella di promuovere una relazione che più di tutto che più di tutto, scusatemi, si prefigge di annullare una distanza fisica a cui non siamo abituati. E quindi questa distanza fisica, fare i prelievi con due guanti, entrare nella stanza delle persone, perché all'inizio non c'erano neanche tute o indumenti per garantire i cambi il meno possibile, tenere le persone chiuse nella stanza, lasciarle sole, è stata una cosa che Molto ha dolorosa. creato una grossa sofferenza nei pazienti, ma anche in chi li assisteva. E poi testimonianze ce ne sono tante, quindi a proposito di questo c'è Martina che ci dice che e così a volte capita di non poter stare accanto come si vorrebbe al paziente disorientato, di non poter mobilizzare più nessuno,
che non sia in grado di farlo da solo, perché mettere una persona in poltrona richiede una certa sorveglianza e con la porta chiusa non è possibile sorvegliare, non è possibile entrare nella stanza e capita di dire: dottore, mi sembra che il paziente stia andando peggio, e di sentirsi rispondere: è necessario che venga a vederlo subito oppure si può aspettare per qualche ora finché non arrivano i medici del mattino, visto che c'è un solo camice. No, sono situazioni che hanno Paradossali. veramente segnato pesantemente. Gli infermieri sono stati segnati nell'anima e anche sulla pelle. No, abbiamo tante foto di infermieri che facevano vedere È i vero. segni delle mascherine e è stato fatto questo sforzo. Beh, le cose che potrei raccontare sono Innumerevoli. veramente tantissime, di come ci si è prodigati. E mi raccontavano dei miei colleghi di Brescia che nelle case per anziani non c'erano mascherine e attraverso i commercialisti sono stati contattati i dentisti che erano chiusi, che hanno messo a disposizione le loro mascherine che sono state portate nelle case per anziani. No, ma abbiamo migliaia e migliaia di queste storie veramente Toccanti. molto Veramente belle, forti. e una di queste è proprio lo sforzo che è stato fatto di garantire la comunicazione tra pazienti e parenti con le videochiamate. Queste videochiamate che erano la cosa che, soprattutto quando le videochiamate erano l'ultimo messaggio, l'ultimo contatto del Terribile. paziente con il familiare, è la cosa che ha segnato veramente in maniera indelebile, la cosa che è pesata di più a chi ha lavorato. Tanto che ha cambiato anche, no, il modo di raccogliere i dati e quindi tra le cose che si raccoglievano, tra i dati che si raccoglievano soprattutto per i pazienti più anziani, c'era anche il PIN in caso di spegnimento del telefono, perché Certo. il telefono era l'unica modalità di contatto con i pazienti. Beh, non credo di dover aggiungere altro perché è stato detto, scritto tanto, abbiamo ancora in mente tante immagini durante il Covid, però gli infermieri hanno pagato, se possiamo andare alla prossima, anche un prezzo personale, perché è vero, gli eroi, però gli eroi erano anche persone che lavoravano in ospedale e che potevano portare il contagio fuori. Quindi le persone hanno dovuto fare delle scelte, molti miei colleghi, di non tornare a casa per paura di portare il contagio dei loro cari, ma soprattutto c'è stato l'isolamento. Io ho tanti miei colleghi che non trovavano più babysitter per i bambini, Sì. perché la babysitter aveva paura di andare Di a casa di qualcuno che... qualcuno che sì. usciva dall'ospedale. Quindi sono cose di cui non si è parlato e che all'inizio sono state veramente pesantissime. Comunque è stato fatto l'incredibile da parte degli infermieri, dei dirigenti infermieri, reparti montati e smontati nel giro di 24 ore, pareti di cartongesso per modificare la struttura dell'ospedale per renderla più funzionale all'assistenza dei pazienti con Covid, ridisegnamento delle terapie intensive che erano state disegnate con grandi stanzoni per tenere tutti i pazienti insieme e invece adesso c'è bisogno delle Mm. stanzette. Gestione dei pazienti nel pronto soccorso che arrivavano tantissimi, quindi bisognava tenere separati i pazienti infetti da quelli non infetti, gestire l'emergenza, insomma, quello che è stato fatto, che hanno fatto i miei colleghi, ha veramente dell'incredibile perché è stato fatto con le stesse risorse e per tanto, tanto Sì. tempo. Ed è bene quindi che ci sia stato un riconoscimento. Se andiamo alla prossima, vedete, questa è la Elena Pagliarini, non so se, ah no, Elena è l'infermiera che dorme sul computer, che è Sì, stata che ha girato in tutti i ripresa. giornali, si eh, ricordo. Sì, è stata una delle foto simbolo, dorme sul computer, cade accasciata, stanchissima, sul computer dopo aver fatto non so quanti turni di Cremona, e l'infermiera è la Katia Sandroni di Ancona, anche questa è uscita su tutti i giornali, il bambino di 7 mesi, e lei si è stesa accanto al bambino per consolarlo, per farlo giocare, e qui nel riquadro c'è l'abbraccio della mamma, gli infermieri che assistono i pazienti e non so se si vede,
il riconoscimento dell'opinione pubblica che è stato importante. E se andiamo alla prossima, questa è l'altra foto singolo, Alessia Bonari, che è lombarda, ed è in un ospedale in Lombardia, anche questa è la foto che è stata una delle foto simbolo. E non ci dimentichiamo di Bansky, Sì, che ha reso questo omaggio molto bello, dove ci sono i supereroi nel cestino e il tra bambino cui che gioca il bambino che gioca con il supereroe infermiere. molto bello, Quindi molto questo è quello che è significative successo queste durante il immagini, Covid. Sono stati scritti tanti libri, si fa ancora fatica a parlarne perché l'impatto emotivo è stato molto forte, importante. veramente, immagino, molto forte, molto forte. Complimenti ovviamente per il vostro lavoro. Professoressa Parodi Giulio, passiamo all'attualità e alle nuove normative a questo punto, quindi il ruolo degli infermieri e del PNRR, dato che ci sono degli agganci molto importanti a livello legale e normativo che vi riguardano specificatamente. Ce ne può parlare per cortesia? Certo, assolutamente. Se andiamo alla diapositiva sul PNRR, il PNRR è il nuovo disegno del Servizio Sanitario Nazionale che il Covid ha messo in luce una serie di problemi che dicevo già prima, tra cui uno dei principali è l'avere disinvestito sul personale, tagliando tanto personale, e l'aver disinvestito sul territorio. Quindi non entro nel merito delle implicazioni che ci sono state, Certo, probabilmente anche certo, ehm, sul diverso impatto della pandemia in tante regioni. Quindi si è colta questa opportunità anche per fare una riprogettazione importante che vede alcune parole chiave del PNRR, che sono prossimità, domiciliarità, presa in carico, che sono un po' le parole chiave che sono nel DNA di chi fa assistenza e quindi anche degli infermieri. E gli infermieri in realtà hanno una presenza tangibile, assolutamente nodale nel PNRR, perché si parla di case della comunità, che sono i centri dove i cittadini troveranno i servizi della comunità di assistenza domiciliare, con un incremento del numero di infermieri e anche l'introduzione di questa figura relativamente nuova, che è quella dell'infermiere di famiglia, che è una persona che si dovrà occupare di pianificare l'assistenza dei pazienti a domicilio, identificare i pazienti fragili, cercare di attivare strategie e reti per tenere le persone, per dare alle persone la possibilità di curarsi il più possibile a casa. Parliamo di centrali operative territoriali che dovranno, le COT, che dovranno organizzare i percorsi dei pazienti, ospedali di comunità, che saranno degli ospedali a prevalente gestione infermieristica, quindi gli ospedali rimarranno per la fase iperacuta e poi i pazienti verranno dimessi in questi ospedali di comunità per avere una convalescenza sorvegliata, un aiuto competente e per la gestione di problemi che possono essere gestiti in un contesto extra-ospedaliero, perché non dimentichiamo che gli ospedali sono molto utili, ma stare in ospedale espone anche a una serie di rischi, tra cui anche quello di infezioni, per cui il fatto di tenere le persone il più possibile fuori dagli ospedali. Quindi tutto questo richiede che ci sia sorveglianza 24 ore su 24, monitoraggio e assistenza, perché parliamo di una popolazione che è una popolazione sempre più vecchia, sempre più dipendente e dove c'è bisogno di aiuto e di sostegno. Quindi gli infermieri assieme ad altre professioni dovranno garantire tutto questo e qui ritorniamo al problema del numero. Ci sono le risorse per le strutture? Beh, bisogna fare lo sforzo e lo si sta facendo, ma ancora di più, di trovare le risorse per investire sul personale, quindi formarlo di più, rendere la professione più attraente, certo. pagarli meglio. E al momento non abbiamo un numero sufficiente di infermieri Mm. per rendere operative tutte le strutture che sono previste dal PNRR e che si basano sostanzialmente sulla figura dell'infermiere che al momento non è in alcun modo sostituibile. Quindi l'attivazione del PNRR sarà progressiva
e andrà a buon fine se nel contempo vengono messe in atto tutte le strategie di cui parlavamo per promuovere la formazione e promuovere soprattutto i numeri e rendere, lo ripeto per l'ennesima volta, la professione più attraente e aumentare in modo che aumenti il numero degli iscritti. La risposta non verrà subito perché per formare un infermiere ci vogliono almeno 3 anni. Chiarissimo, chiarissimo. Professoressa, passiamo all'ultima curiosità, diciamo, veniamo alla stretta attualità e che cosa ci può dire degli eventi degli ultimi giorni, perché ovviamente riguardano tutta l'Europa, tutti noi, e quindi questi gli eventi che stanno travolgendo l'Europa e il nostro paese indirettamente e anche parzialmente, che si dica o non si dica, direttamente, ahimè. Sì, è difficile parlarne. Noi eh, siamo stati creati con una guerra. Florence Nightingale, che è la persona che ha inventato la professione infermieristica, eh, ha cominciato a creare i presupposti per le scuole infermieri con la guerra di Crimea nel 1854 e adesso a distanza di quasi 170 anni siamo ancora più o meno in Crimea e questo è Certo, tristissimo un perché richiamo a ciò che è successo, sì. Florence Nightingale ha fatto eh, ha, ha creato una professione adottando come criterio la dignità delle persone. Quando è andata in Crimea si è accorta che i soldati morivano non per le ferite di guerra, ma perché venivano tenuti sporchi, mal alimentati, in stanzoni senza ricambi d'aria, senza pulizia e senza assistenza. Quindi lei ha detto dignità alle persone. Ha soldato una serie di persone e quindi garantito cambi di biancheria, mangiare buono, ricambi d'aria, pulizia delle stanze e, e ha dimostrato con i dati che la mortalità era fortemente diminuita. Quindi è un po' quello che è successo anche durante il Covid da noi. I ruoli e le funzioni e gli infermieri hanno adottato come criterio di appropriatezza l'attenzione e la garanzia ad una dignità possibile nei rapporti e nella vita delle persone, garantendo assistenza, ma garantendo anche quello che è più mancato, la comunicazione con l'esterno. Una comunicazione che spesso era affidata solamente a sguardi, eppure questo è stato fatto. E quello che è successo, che è una memoria di dolore importante con cui stiamo ancora facendo i conti, e la fatica che c'è stata, ha fatto riscoprire le radici di una professione, radici antiche, di una professione che è stata inventata anche per così ubbidire un po' all'utopia che anche nella guerra la dignità e la vita delle persone potesse avere uno spazio. E se ci rimangono questi presupposti, l'appello degli infermieri e dei medici russi, no, con, per la sospensione di quello che sta succedendo in Ucraina, ci dà i presupposti perché quello che viene dopo potrà essere sicuramente meglio di quello che abbiamo vissuto fino adesso e che stiamo cercando di costruire. Quindi il ruolo della memoria di una nostra origine, ma anche di una guerra che abbiamo combattuto perché il Covid è stato considerato una guerra, ci dà il presupposto per fare in modo che il diritto alla vita, eh, anche tenendo conto di chi se n'è andato, ci dia uno sguardo per fare una progettazione che metta veramente la persona al centro. E mettere la persona al centro non significa solamente garantire servizi, ma significa garantire dignità con una presa in carico complessiva. E prendere in carico è una delle parole chiave della nostra professione. Bellissime parole, sono molto d'accordo. Professoressa, la ringrazio moltissimo per il suo contributo e spero ci saranno nuove occasioni. La ringrazio ancora. Buonasera e a presto, professoressa Paola Di Giulio. Grazie a, grazie a lei, è stato piacevole questa Moltissimo. conversazione. Un Grazie saluto a tutti, davvero. saluti anche gli amici a casa.